Nonostante i progressi conseguiti nella parità di genere e nell'empowerment femminile, le donne e le ragazze continuano a subire disparità di diritti e nell'accesso alle risorse economiche, naturali e tecnologiche, ad essere oggetto di stereotipi di genere, a subire discriminazioni e forme di violenza. Il rapporto Oxfam afferma che, nei 28 paesi UE, le donne hanno uno stipendio inferiore del 16% rispetto ai colleghi uomini, praticamente come se lavorassero per 2 mesi senza essere retribuite. La pandemia ha influito negativamente anche sulle questioni legate alla parità di genere e ha aumentato la violenza domestica durante il lockdown. Inoltre, l'interruzione di programmi di prevenzione delle malattie tipicamente femminili e di empowerment femminile può comportare una retrocessione di progressi tenuti negli anni. Cosa possiamo fare? Prevenire ed essere consapevoli degli stereotipi di genere. Riconoscerli aiuta a evitarli e può servire agli altri per riflettere sulle disparità di genere. Per superare gli stereotipi di genere che danno origine alla violenza, è importante educare i futuri adulti fin dalla scuola primaria. Reagire di fronte alle ingiustizie. Ogni volta che vediamo o ci accorgiamo di situazioni in cui è offesa la dignità della donna, a scuola, per strada, in rete, esprimiamo chiaramente il nostro dissenso. Il silenzio è un alleato delle discriminazioni. Condividere il carico delle responsabilità domestiche. Garantendo una suddivisione equa dei lavori di casa, si può educare al valore della parità di genere. Per approfondire questa e altre tematiche sulla sostenibilità, iscriviti al corso di base sullo sviluppo sostenibile di UniUd.